se uno passa sopra, uno cade, uno fa male. Come si fa a buttare banana sulla strada così? 8 colpi si avvertono nitidi nel video girato da un residente della Palazzina al Civico 9 di Via della Roggia, di fronte alla scena della sparatoria che ieri ha seminato il terrore nel quartiere. Stavo andando a lavorare, no? Poi ho visto che c'era banana sulla scala, stavo facendo video per mandare il latte, poi sentivo boom 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 di sparo, io pensavo fuoco artificiale. A terra ancora il sangue dei feriti, 4 in tutto, le tracce coprono il vialetto fin quasi all'ingresso del portone della Palazzina al numero 5. Mi sono vista così a un certo punto arrivare il ragazzo fuori che ha cominciato con la pistola pum 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 pum, però così, sparava così. Dopo... Che veniva fuori dal palazzo qui? Sì, perché lui abita qua. Quando io ho visto che ha cominciato a sparare ho detto cosa fai? Ho detto non fare. E invece non mi ha ascoltato. Comunque lui non aveva intenzione di ammazzarli, perché se voleva ammazzarli per me sparava così. La sera della sparatoria, durante la raccolta di indizi da parte della polizia, alcuni agenti indugiavano vicino ad un albero di Via della Roggia e sul muro di cinta di un condominio che si trova sulla linea di tiro. E visto che siamo praticamente in linea di tiro, come dicevo, rispetto al punto in cui sono stati esplosi colpi di pistola, è probabile, poi lo si capirà con le indagini, che un colpo possa essere arrivato fin qui. Capirete che è stata, se così è andata, il rischio che si è corso qui in Via della Roggia durante la sparatoria, per chi non c'entrava nulla con la lite, di essere magari preso da un colpo di rimbalzo, da una pallottola impazzita, è stato molto alto. Dopo il fermo del quarantenne gravemente indiziato di essere l'autore degli spari, le indagini dovranno accertare il motivo che ha scatenato la lite prima e poi la sparatoria. Il clima che si respira ora è di paura. Adesso dopo l'accaduto di ieri ovviamente un po' di paura c'è girare perché abito qua da più di 10 anni e ho scelto questa zona proprio per motivi che era una di più zone calmi e sicuri di Udine. Invece adesso sì, mi fa un po' di ansia. Io ho già detto anche a te, perché questa è la mia finestra qua, no? Io vedo sempre gente strana che non abitano qua, che entrano, sempre. Io ho già detto a te, ho scritto anche lettera, non hanno fatto ancora niente.